Sì, certo. Non lo so. Quindi. Fede? Vabbè. Possiamo cominciare quindi? Sì, adesso noi... non c'è nessuno... No, Franchini è già d'accordo. Perfetto, va benissimo. Posso, Marco? Devi accendere? No, ho già acceso. Tutto a posto. Possiamo cominciare? Tanto sulla squadra, la condizione dei giocatori, se c'è qualche novità. No, non ci sono novità, nuovo. sapete benissimo, abbiamo la defezione di 2 giocatori, Schenetti e Sgrigna, Sì. e non lo so, Schenetti è un po' così, da valutarlo giorno per giorno questa infiammazione, e quindi diventa difficile anche programmare un attimino un eventuale rientro nel breve tempo. Sgrigna abbastanza bene, diciamo, perché ha corso anche stamattina e quindi sono molto fiducioso. Io non lo so se per la prossima settimana in casa sia pronto, però ecco, non dobbiamo essere molto lontani, per cui ecco, i segnali sono positivi. Ecco, abbiamo queste 2 defezioni, il resto sta tutti bene. Sì, prego. A proposito di segnali positivi, 4 punti nelle prime 2 gare e tante indicazioni proprio positive avute dalle 2 prestazioni secondo noi, soprattutto domenica con l'Avellino. Ti aspettavi un inizio così positivo da parte della squadra? L'hai messo in preventivo oppure qualcosa ha sorpreso anche te? No, io l'ho un po' detto durante questo precampionato. I segnali positivi sono tanti, ho un gruppo che sa lavorare. Ero e sono ancora curioso su tanti giocatori perché non hanno espresso secondo me il pieno potenziale, per cui c'è tanta curiosità nel vedere questa squadra che ha la possibilità di crescere ancora. E quindi i segnali positivi visti nel precampionato fanno sì che insomma ci possa essere la possibilità di ben sperare su questo inizio e poi ci stiamo un attimino confermando. Quindi quando una squadra lavora bene, si comporta bene, ha l'atteggiamento giusto, è logico che anche all'inizio del campionato sei fiducioso che la squadra possa fare prestazioni e risultati come è avvenuto. La cosa importante adesso è sempre, sapete, il campionato è qualcosa di diverso, è la conferma. Noi dimostriamo di essere squadra se sappiamo confermarci come prestazioni, se sappiamo riconfermare le prestazioni che abbiamo fatto, questo soprattutto. Questa è la maturazione della squadra, perché per una partita 2 la squadra può anche far bene, confermarsi a certi livelli con una certa personalità. Questo vuol dire che la squadra è pronta e matura. Questi sono i segnali da ricevere. Tornando un attimo agli infortuni, cosa significa perdere un giocatore che è diventato un punto di riferimento già in attacco come Sgrigna? Al di là delle soluzioni tattiche che potresti apportare, ma cosa significa perdere anche per la squadra? Sono sincero, tanto. Sono sincero, senza Sgrigna perdiamo tanto perché è un giocatore che si è calato intanto molto bene nello spogliatoio, portando la sua esperienza e la sua competenza sicuramente, però magari perdiamo un riferimento che è un giocatore completo, perché sa fare l'assist, è un giocatore che si sa trovare tra le linee, è un giocatore che sa attaccare allo spazio, è un giocatore che mi risolve le partite o in certe situazioni sui calci piazzati. Perdo sicuramente qualche cartuccia, soprattutto in avanti, è logico, però sappiamo chi è Sgrigna, però sappiamo anche che abbiamo magari anche delle buone alternative. Chi giocherà a Trapani sicuramente non farà rimpiangere Sgrigna, sono convinto, perlomeno sull'impegno, sulla tenacia, sulla determinazione sicuramente ci saremo. Le alternative saranno soltanto nei giocatori oppure hai in mente magari di ritoccare anche qualcosa a livello tattico? No, adesso inizialmente non ho intenzione di toccare il modulo, continueremo così. Poi ti ripeto, abbiamo Gerardi, abbiamo lo stesso Coralli, abbiamo lo stesso Mancuso, abbiamo delle alternative sicuramente importanti, perché anche questo è un giocatore che è stato utilizzato spesso sulla fascia, ma sa attaccare molto bene lo spazio anche lui, per cui abbiamo anche la possibilità di far bene lo stesso.
Per quanto riguarda il Trapani invece, che anche sono a 4 punti anche loro, si stanno riconfermando. Secondo me sì, insomma, ha cambiato qualcosa, anche loro ho visto che stanno seguendo un po' la nostra politica, una squadra che sicuramente si è calata in questa Serie B, sta con l'atteggiamento giusto. Lo scorso anno abbiamo visto che ha fatto un grande campionato, ha mantenuto l'ossatura importante dello scorso campionato e hanno inserito anche dei giovani interessanti, hanno parecchi giovani da far maturare in un ambiente credo importante come quello del Trapani. Però ecco, vedendo anche le precedenti partite che hanno fatto, credo che sia una squadra che o bene o male una certa organizzazione ce l'ha, la mentalità è quella, penso che potranno far bene anche quest'anno, insomma. Magari non sarà più una sorpresa, però ecco, è sicuramente una squadra difficile da incontrare, soprattutto in casa. Fortuna che Mancoso ancora è un po' inceppato. Sì, però guarda, io a sta domanda qua ieri un giornalista ho detto, beh, ma però ecco, nelle azioni importanti lui c'è sempre, nelle situazioni offensive è un giocatore che è sempre lì, che va al tiro, che è nelle zone giuste, nelle zone nevralgiche. Ecco, quando uno c'è, vuol dire che prima o dopo non avrà la difficoltà di sbloccarsi, perché è sempre un giocatore molto difficile da controllare, sa attaccare molto molto bene gli spazi. Speriamo ecco, che magari salti la partita di domani e magari lo si riveda fra una settimana. Ecco. Va bene.